In diretta dalla sede della Protezione Civile del Veneto a Marghera è appena terminata la conferenza stampa del Presidente Zaia. Entro fine settimana in Veneto si punta a completare la vaccinazione di tutti gli over 80. Ne mancano 56.115, sono 157.000 le dosi in arrivo. Tra l'altro c'è la notizia, tra queste dosi dovrebbero arrivare 14.650 fialette di Johnson & Johnson, e proprio di queste ore la notizia della richiesta di sospensione negli Stati Uniti di questo vaccino perché si sarebbero registrati 6 casi di trombosi. C'è un'altra buona notizia, la curva del contagio sembra in calo. Il virus c'è, però è bene dire che insomma, la situazione è una situazione che sembra abbia preso una buona piega. Ci fa piacere sperare per due motivi. Cosa è successo? Per due motivi. Il primo perché comunque quando parliamo di buona piega sotto il profilo sanitario significa meno cittadini che si ammalano, meno cittadini che possono perdere la vita, meno stress per i nostri sanitari. Dall'altro significa che affrontiamo il tema delle possibili riaperture con dei dati che possono essere comunque portati a contributo, fermo restando che in giro per l'Italia non è proprio tutta così. E quindi immagino che anche il legislatore nazionale e chi dovrà fare delle scelte, se le deve fare per tutti, il freno a mano sarà tirato un po' di più. Se deve fare più differenziate, allora cominciamo. Una delegazione di commercianti è stata ricevuta da Zaia, che ha ribadito la necessità di riaperture graduali e basate sul buon senso. Infatti si sta lavorando a delle linee guida. Io penso che loro debbano essere aiutati a due livelli. Il primo che è quello di riconoscere la devastazione finanziaria ed economica che hanno avuto. Quindi sul fronte degli aiuti oggettivamente non hanno avuto quello che sarebbe stato bene dare a loro, ma anche perché nella prima fase si è dispersa molta risorsa dando a pioggia a tutti, e questo forse col senno di poi forse il governo di allora doveva cambiare registro. Dall'altro noi dobbiamo puntare al tema delle riaperture con gradualità e con buon senso, però come vi dicevo anche ieri è fondamentale che si pensi al fatto che noi adesso una fase di convivenza col virus la dobbiamo iniziare.